Noi pediatri stiamo fortemente attendendo l'immissione di questa vaccinazione, perché, crediamo che, per i bambini sia anche per i bambini sia un diritto quello di essere vaccinati. Nelle ultime settimane in Veneto il numero dei bambini che si ammala di Covid è triplicato. A Padova, per esempio, ad ottobre in pronto soccorso sono arrivati 10 bambini con il Covid e a novembre il numero è salito a 27, senza considerare poi la mole che invece non ricorre alle cure del pronto soccorso ma viene seguita da casa. Ad oggi il 20% dei nuovi contagi riguarda proprio i piccoli in età scolare. A breve AIFA darà il via libera all'inizio della somministrazione del vaccino anti-Covid alla fascia 5-11 anni e i pediatri spiegano le ragioni per cui è importante scegliere la vaccinazione per i propri figli. I bambini, a differenza degli adulti, possono poi presentare delle complicanze a distanza, anzi una complicanza molto peculiare dell'età pediatrica che è la sindrome infiammatoria Covid correlata, la sindrome infiammatoria sistemica, vuol dire che è un processo infiammatorio molto, molto acuto, molto, molto grave che interessa più organi e in particolare interessa il cuore. A far paura sono soprattutto gli effetti del long Covid, come la sindrome MIS-C, che si può manifestare anche nei bambini asintomatici. Poi c'è la necessità di vivere con serenità la socialità e infine è importante vaccinare i piccoli per impedire al virus di circolare. La popolazione pediatrica non vaccinata vuol dire permettere al virus di circolare e come noi stiamo sentendo particolarmente forte in questi giorni, se circola il virus ha possibilità di mutare, quindi di mutare e di diventare potenzialmente reinfettante e pericoloso anche per i soggetti adulti. Quindi le vaccinazioni sono un bene sia per il bambino che per chi gli sta intorno.